piace per il nuovo muro del Napoli. No, guarda no. Ma si scema? Pensavo. Cao, No, l'obiettivo. vuoi guardare io. E aiù! Ciao. Rifaccio un foto. E aiù! Ciao. Benvenuti a Metro Sperala, siamo qui oggi con un nuovo video. Come vedete non sono solo, sono con la mia ragazza Roberta. Ciao. E siamo qui a commentare, o meglio a reagire alle migliori giocate di... Non lo so. Come non lo so? Come si chiama? Nathan. Nathan. E Giovannim. Facciamo proprio la stessa fine di Kim. Ma io infatti non ci voglio credere, ma il Napoli, quando siamo praticamente al 5 di agosto, probabilmente ha fatto il suo primo acquisto di questa nuova stagione dell'era Rudy Garcia, andando a trovare in Nathan De Sosa il sostituto di Kim. Tende foot proprio. Ma vabbè, comunque come l'abbiamo fatto per Kvara, Olivera, Berezischi e tanti altri, reagiremo alle migliori giocate di Nathan De Sosa. Quindi lasciate tanti bei mi piace, tanti bei commenti, iscrivetevi al canale perché è sempre gratis. Arriviamo a 35.000 iscritti. Vi siete iscritti? Sto aspettando, muovetevi. E quindi andiamo dentro con il video e con le sue giocate. Ma te la vado dentro. Eccolo qui, Wayu Nathan De Sosa, che poi tra l'altro il suo nome si sposerebbe, guardate che già che intervento, guarda buona. Comunque già il suo nome Nathan si sposerebbe con tante cose a Napoli. Nathan Tuvin, Kim poteva rimanere. Nathan figure merda. Ma perché questo sta a posto di Kim? Sì. Oh. Allora, guardate qui Wayu, guardate che intervento, comunque è molto roccioso. Infatti adesso do qualche indicazione in più. È alto 1,88 m, qualcuno scrive 1,90 m, quindi è più alto di te sicuramente. Classe 2001, quindi quanti anni ha? 22. Ci hai messo un po' di tempo Io stavo pensando in che anno siamo. è praticamente un coetaneo di Kvaratskhelia, È quindi più piccolo di noi. è più piccolo di noi, difende molto la sua zona, mantiene tanto la posizione, Sì. è molto muscoloso, roccioso. Ho visto pure un paio di fotografie, poi magari te le faccio vedere, è proprio un malessere, tiene un braccio tutto tatuato, orologi, collana, bracciale, sorte capale. Buono. Tutto il mio contrario, praticamente. Guardate qui, guardate. È il nostro nuovo muro, in pratica. Infatti va a sostituire un muro come Kim, brasiliano, e gioca nel Bragantino, che tu conosci. Giocava, perché sembra che sia fatto. Sky, Di Marzio, comunque lo danno quasi per fatto, per certo. Speriamo bene. Nessuno lo conosce, perché nessuno lo conosce. Però... come Kim, cioè alla fine chi lo conosceva Kim prima che arrivasse a Napoli? Un po' come Kvaratskhelia. Quindi diciamo che ci stiamo abituando man mano. Stiamo abituando man mano a dei giocatori a sorpresa che prende il Napoli e che però fanno bene. Io ancora devo capire chi è quello. Ma come ancora capi chi è Cammiezza? È Chisti, quello che te ne ha palla, un video. È il Ma quello difensore. con la maglia blu o bianca? Ovviamente ogni partita, ogni clip cambia maglia perché gioca contro delle maglie diverse. Quindi pure loro giocando in casa, giocando fuori casa, giocano con le maglie diverse. Che smanca che è proprio l'ABC praticamente. Loro questa è quella con la maglia bianca che va a difendere. È il difensore, chi sti? L'hai veduto pallone? Ok, noi vediamo là un bel roccioso. Mamma mia. Ti piace? Bello. Ah. Oh, c'ha una bella gamma pure lui, Infatti lo vedo molto veloce e pure molto alto, abbiamo detto. Da cava, anticipo, grandissimo anticipo di Nathan De Sosa. E qui, mamma, guardalo qua, tiene pure sti fatti. No, comunque... Ah, così, gergo tecnico, Shimuni, direttamente. Guardate qua stava per perdere il pallone e invece no. Finta, dribbling, lei mi mana a gol. Qua invece mette il fisico davanti, finta di corpo e palla di, vabbè, ma che tu spiega a fate? Oh, questo è lui. Stiamo vedendo le sue clip, è sempre lui. Stiamo reagendo alle Ho clip. capito. Comunque mo ci dobbiamo trovare un nome a Nathan. Che poi ripeto, Nathan è... magari si può continuare in qualsiasi modo. La voto dici. Ci capito? Nata voto. Nathan, no Nathan. Vabbè, Nata voto. Ah boia. Comunque non sembra vero che il Napoli... Comunque è un bel giocatore. Ma in cioè, che senso? un bravo giocatore. Ah, ok. Sì, sì. Io comunque sono contento, a prescindere, che quando vengono nuovi giocatori ho sempre quel desiderio di vederli subito giocare con la maglia del Napoli. Campo. Sì, mamma, guarda là, è proprio un mostro, è proprio un animale. The wall, the animal. Animal. Ah, the animal. Qui spazza il pallone.
Comunque aiuto, cioè vedo veramente che ti fa passare ben poco. Poi è chiaro, stiamo vedendo sempre le migliori giocate. Lui gioca in Brasile, è un campionato diverso, dobbiamo vedere come si ambienta a Napoli. Oh, Brasile! Con Rudy Garcia, con i nuovi compagni. Però credo che pure per lui possa essere una bella vetrina e una nuova bella esperienza. Certo, a Napoli sì. Tra l'altro, devi sapere che Non ci credo. Ah no. Nathan De Sosa poteva venire qualche anno fa, se non proprio l'anno scorso, già in Italia. In che squadra? Indovina. Secondo me la Juve. No, c'hai due possibilità. La prima già te la sei bruciata? Inter! No, la Roma, che però La Roma! non riuscì ad acquistarlo, non riuscì a definire il suo acquisto. Era stato messo nel mirino anche del Barcellona, quindi aiuto. Comunque non è che ce ne siamo Vabbè, comunque accorti solo noi di questo giocatore. Bel giocatore, È stato... Attenzionato da diverse squadre, però il Napoli la sta spuntando. Tra l'altro sono curioso di vederlo anche in coppia con Rachmani, perché penso che quella sarà la coppia Rachmani-Nathan. Pure se vi dico un'altra cosa, quest'anno, e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, credo che possa essere anche l'anno di una mini consacrazione di Ostigard, cioè nel senso che secondo me lui potrà giocare qualche minuto in più rispetto all'anno scorso. È vero, non è che ha fatto tutta questa esperienza, però almeno ha condiviso lo spogliatoio dei campioni d'Italia per un anno, un po' di più è cresciuto rispetto all'anno scorso, dove ha trovato poco spazio. Ma chi? Ostigard. Ah, pensavo lui, dicevi come l'anno scorso non c'era. Stai capendo te cosa lo vedi? E quindi vediamo, però, cioè se se lo comprano, tra l'altro ho letto il prezzo, dovrebbe essere un'operazione di 10 milioni di euro, quindi neppure tanto. Capopolis capi tutti i soldi della clausola ma- di Kim. Ha lo aiuto a fornire. Ma tu immagina che poi al finale Non viene. Stiamo facendo tutte cose senza niente. Tra l'altro Vabbè, ci sono stati ormai. dei video che hai fatto senza niente. Infatti mi è rimasto uno qua. Provate ad indovinare qual è il video che ho fatto e che però non ho mai pubblicato. Cioè voi non avete mai visto delle migliori giocate di un calciatore. Tu lo sai, tu non mi guardi. Che però è andato ad un'altra squadra. Non è che ha fatto non ha fatto proprio niente in realtà. E non l'ho mai pubblicato perché lo registrai prima quando se ne parlava fortemente l'anno scorso, spoiler, e però non ha fatto niente. Comunque chi se ne passa manca l'aria, chi se ne passa manca i muschili. Da là, va, lo punti. Ah, motomagna! Ci vuole fare il tunnel. Ecco qua, riparte subito. C'ha una bella gamba. No, è vero. Ok. Guaiù, io sono fiducioso. No, sì. Ho visto le clip per la prima volta insieme a voi e spero che possano portare bene come quelle di Kvara, che quelle sono storiche. Sono andate benissimo perché poi col senno di poi. Ma Cavaro c'è ancora. Sì, speriamo ancora per lungo. Guaiù, se siete fiduciosi, se tifate Napoli e se vi piace Nathan De Sosa, lasciate un bel mi piace, un bel commento, E iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!